La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Buonasera e ben ritrovati a un'altra puntata della rubrica Friuli Lavoro. In collaborazione con MAV abbiamo qui questa sera proprio Iara Cantarutti, che è Business Senior Consultant di MAV. Buonasera Cantarutti. Buonasera. E abbiamo anche l'HR Manager dell'azienda AMB, il dottor Alessandro Tomba. Buonasera Tomba. Buonasera. Allora, ci sono state diverse modificazioni nel settore economico in Friuli Venezia Giulia, in particolar modo anche il tessuto industriale della provincia di Udine ha avuto dei cambiamenti nel 2017. A livello di mercato del lavoro e a livello economico, quali sono stati i principali cambiamenti, Cantarutti? I principali cambiamenti sono stati sicuramente l'aumento dell'export, che si aggira a circa un 10% in più rispetto ai mesi precedenti, la domanda interna che si aggira a un più 2% ed un aumento dei consumi e degli investimenti da parte delle aziende. Sicuramente rimangono invariati i dati degli anni precedenti, quindi un forte aumento ce l'ha avuto sempre il settore della metalmeccanica piuttosto che il settore alimentare ed il settore del legno, ma dobbiamo sicuramente citare dei settori che hanno comunque subito una crescita, che sono il settore della gomma plastica e il settore dell'elettrica e dell'elettronica. Sarà quindi, vista questa ripresa, più facile per le aziende friulane trovare dei dipendenti? Che questo cambiamento economico sicuramente ha portato dei miglioramenti, però non è sempre detto, nel senso che comunque la difficoltà delle aziende rimane pur sempre il reperimento di figure specializzate, piuttosto che dall'altra parte il lato lavoratori riuscire a formarsi e ricollocarsi in un mercato del lavoro che è completamente cambiato rispetto agli anni precedenti. Ecco, quali sono le figure professionali più difficili da trovare nel mercato del lavoro friulano e che cosa fa MAV per offrire delle soluzioni vincenti alle imprese del Friuli Venezia Giulia? Le figure professionali più richieste sono sempre il montatore meccanico, piuttosto che il saldatore che è il carpentiere, l'operatore macchina e controllo numerico, i progettisti elettronici, meccanici, piuttosto che i conduttori di macchine automatizzate in diversi settori trasversali quali l'alimentare, il chimico e la gomma plastica. Tomba, innanzitutto le chiederei di presentare un po' AMB, dove è collocata e quali prodotti realizza. AMB è un'azienda che produce film coestrusi ad alta barriera per il confezionamento dei prodotti alimentari. Cosa significa? Va a produrre il materiale con cui vengono formate le vaschette che servono a confezionare, faccio un esempio, tortellini piuttosto che prosciutto, piuttosto che formaggio. È un'azienda leader a livello europeo, esporta per quasi l'80% i propri volumi produttivi in Europa, ma non solo, anche nel resto del mondo, ed è un'azienda che è ubicata a San Daniele del Friuli e ad Amaro. Oggi l'azienda ha circa 270 dipendenti, contiamo di arrivare entro il primo semestre del 2018 a circa 330 risorse coinvolte. Ecco, quali sono i profili professionali che più state ricercando in questo percorso di crescita del vostro numero di addetti e quindi di espansione aziendale? In questo momento stiamo ricercando dei profili tecnici, quindi delle persone che abbiano un diploma tecnico, che abbiano la voglia di inserirsi in un contesto molto dinamico in cui c'è sempre qualcosina da apprendere, da migliorare, in quanto stiamo parlando di una produzione molto delicata che serve infatti a garantire il perfetto equilibrio del prodotto che viene ad essere poi venduto nei supermercati. L'azienda adotta delle stringenti certificazioni a livello europeo, adotta un codice etico, quindi quello che cerchiamo noi innanzitutto nelle persone sono dei forti valori morali, una forte capacità di adattamento e una forte capacità di voler crescere e conoscere sempre di più nuovi ambiti e nuovi percorsi professionali. Bene, mi sembra molto chiaro, ringrazio sia Cantarutti che Tomba per la collaborazione, a tutti voi una buona serata con le trasmissioni di Telefriuli. Ci vediamo fra una settimana con un'altra puntata della rubrica Friuli Lavoro.
La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.